Ai fini di traguardare gli obiettivi di transizione energetica ambientale, l'Autorità di Sistema Portuale ha partecipato alla richiesta di finanziamento PNRR e Green Ports, ricevendo un'attribuzione di circa 35 milioni sui diversi ambiti di intervento. All'interno del bacino genovese i principali interventi finanziati riguardano la realizzazione di impianti fotovoltaici, l'installazione di colonnine elettriche e la sostituzione della flotta di mezzi di servizio ad oggi alimentati a gasolio. Partendo dal bacino commerciale di Genova San Pierdarena, i primi interventi che incontriamo sono l'installazione di impianti fotovoltaici su copertura industriale, l'installazione su 2 passerelle pedonali del terminal traghetti a collegamento col ponte Assereto e col ponte Colombo, con la doppia funzionalità di proteggere dall'irraggiamento e dagli agenti atmosferici per l'imbarco e lo sbarco presso crociere e traghetti. Sul comparto invece della navalmeccanica, le installazioni prevedono l'installazione di pensiline fotovoltaiche sulla copertura del capannone Orte, che anche qui ha protezione e ombreggiamento delle macchine ubicate sugli stalli, per poi proseguire all'installazione su zavorra sulla copertura dell'edificio ex Orn. Inoltre verranno installate delle colonnine elettriche a servizio delle nuove macchine di servizio che verranno sostituite, che ad oggi sono alimentate totalmente a gasolio. L'obiettivo dell'installazione dei parchi fotovoltaici è quello di coprire i fabbisogni energetici di autorità di sistema portuale, per quel che riguarda le utenze degli uffici, l'installazione di colonnine elettriche e tutti i servizi ausiliari dell'illuminazione e delle utenze. Questi interventi si inseriscono all'interno della politica energetica ambientale dell'ente, che è delineata all'interno del DEASP, del documento energetico ambientale del sistema portuale, dove all'interno sono previste delle schede suddivise per i diversi ambiti di intervento che mirano a una graduale riduzione dell'impronta ecologica dell'intero sistema portuale, costituito dai porti di Genova, Genova Pra, Savona e Vado Ligure.